mi trovavo alle poste, che ero allo sportello del bancomat fuori, stavo prelevando e sento un grandissimo boato. Ho preso tanta paura perché praticamente ho visto un'auto che ha sfondato la vetrina della posta. 2 minuti prima ero seduta io lì, mamma mia, e ho pensato, mamma mia, mi sono salvata un po' perché ho preso tanta paura da fuori, figuriamoci se ero seduta in quella sedia. Ci parla ancora con le mani che tremano, la testimone di quanto accaduto alle poste di Piazza Aldomoro a Carità di Villorba. Erano circa le 10 di mattina quando un anziano ottantenne residente a Fontane, dopo essere stato alle poste con la moglie, è salito in macchina, ma anziché ingranare la retromarcia ha accelerato, schiantandosi con il suo doblò contro la vetrina dove erano sedute diverse persone in attesa. All'inizio pensavo che fossero i ladri, cioè ho detto qua stanno sfondando per entrare, invece no, poi mi sono accorta che era un signore anziano che si vede che ha sbagliato manovra. Un cliente praticamente mi ha raccontato che era lì seduto e ha fatto in tempo ad alzarsi e ha sentito questo botto impressionante, si sono tutti spaventati. Questo signore stava facendo retromarcia quasi per andarsene via e gli ho urlato a Thomas, fermalo, fermalo perché non è giusto che il signore vada via. E gli ha fatto segno e Thomas lo ha fermato e così poi il signore si è recato dentro alla posta. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del SUEM 118 per verificare che le persone in attesa colpite dall'urto causato dallo sfondamento della vetrata non avessero riportato ferite gravi. Il bilancio è stato di un ferito lieve trasportato all'ospedale per accertamenti di routine. Presente anche la polizia locale che ha provveduto a mettere in sicurezza il luogo ed effettuare i rilievi del caso. Poste rimaste chiuse per tutta la giornata creando non pochi disagi ai cittadini. È una tragedia sfuriata. Io ho parlato sia con tutti e due gli anziani, marito e moglie, e anche con lo sfortunato che ha preso la botta, insomma stanno bene. Scossi per quello che è successo perché secondo me non sono neanche resi conto e insomma, per fortuna è andato tutto bene.